Ma noi ci siamo dati un obiettivo di ridurre le nostre emissioni del 90% da qui al 2050. È una sfida complessa, ma è una sfida che dobbiamo giocare in partnership con i nostri clienti, perché il 90% delle emissioni che noi contabilizziamo sono quelle dei nostri clienti e quindi dobbiamo lavorare insieme. Qual è l'obiettivo che ci siamo dati? Trovare quelle aree, quegli spazi in cui decarbonizzazione, efficienza energetica e risparmio economico si sovrappongono, in maniera tale che la scelta fatta dal cliente sia una scelta anche di vantaggio economico. Questa è la sfida che noi ci poniamo, che ha due grandi pilastri: la produzione presso i centri di consumo. Cosa vuol dire? Vuol dire pannelli fotovoltaici vicino a casa o sul tetto di casa o sul tetto dello stabilimento produttivo o nel campo vicino, impianti di cogenerazione, ma dall'altra parte vuol dire anche efficienza energetica. Il nostro paese ha una storia di efficientamento energetico e sicuramente anche degli obiettivi importanti sull'efficienza energetica. Noi come gruppo sono più di 25 anni che aiutiamo i nostri clienti in questa direzione, quindi iniziative che portano a ridurre i consumi e a produrre energia rinnovabile localmente. Queste sono le ricette che noi abbiamo e che stiamo portando avanti, e devo dire che il percorso è buono, perché abbiamo ridotto a parità di perimetro in 5 anni del 28% i consumi dei nostri clienti medi.